Buonasera a tutti. Prima di battere le mani aspettate a sentire cosa dicono. Allora, io sono favorevole ovviamente all'indipendenza e credo che a carceri, abbiamo approvato anche noi ovviamente, e la regione ha fatto fatica e farà fatica perché loro hanno già la sua indipendenza finanziaria, cioè loro hanno la sua indipendenza finanziaria e quindi loro fanno di tutto per mantenere la sua indipendenza. Il problema più grosso loro non è l'indipendenza, è mantenere la sua indipendenza finanziaria, quindi quella indennità importante fa sì che la cosa più importante per loro è questo. Allora, a Carceri, no, un paesino piccolino, la democrazia diretta io l'ho applicata. Non è semplice perché dividi ed impera, quindi perché ci sia la democrazia diretta bisogna, perché di solito quando è diviso il popolo non è importante il tipo di proposta, ma è importante la persona che la fa. Se io sono del PD, ad esempio non sono del PD, ma faccio una proposta, ovviamente quelli allegano a vota o viceversa, no? Oggi credo che siamo in una condizione per cui si possa dire che può funzionare la democrazia diretta perché più del 50% dei cittadini ormai non va più a votare, quindi probabilmente si hanno tolti qualsiasi etichetta, qualsiasi ideologia, quindi penso che si possa dire che il tempo è maturo, no? Io a Carceri, io sono praticamente malato di sindachite, cioè, ho fatto sta scelta e non so se arriverò alla fine del secondo mandato perché negli ultimi mesi non riesco più a sopportare e qui dirò qualcosa di impopolare, permettetemi di dirlo, però non incazzatevi. Allora, noi sindaci abbiamo una grossa responsabilità e abbiamo anche la responsabilità di aver consentito che lo Stato facesse quello che ha fatto, ci ha distrutto. E lo dico con grandissima emozione perché io ho tentato in tutti i modi di coinvolgere i sindaci, purtroppo io adesso sono della Bassa Padovana, non ci siamo mai visti più di tanto, di coinvolgere i sindaci e far capire che la nostra sovranità possiamo esercitarla nel momento in cui siamo compatti, coerenti. Ma non abbiamo capito, non abbiamo quella consapevolezza perché quando entriamo nel sistema, sistematicamente, no? Scusate il gioco di parole, quando arriva qualcosa da Roma, e mi è piaciuto molto l'intervento del professor Bellati, quando arriva qualcosa da Roma, il telefono dice, se aumenta l'IMU, solito fare, aumenta, quindi hanno tagliato, niente, bisogna aumentare le tasse. No, vaffanculo, no, assolutamente no. Fino a che punto mi è piaciuta una cosa, scusate i termini un po' scurrili, però a volte serve per far capire l'emozione, no? E diceva prima, noi siamo convinti che perché una roba arriva da Roma sia corretta, e ora il mio segretario comunale, che è bravo, sistematicamente quando arriva qualcosa dico ma secondo me non è costituzionale. Sì, è vero. E perché noi ci somministrano qualsiasi cosa? E me ne sono accorto in una cosa importante secondo me. Io sono stato eletto perché mi sono messo contro degli impianti di biogas, no? Biogas, biodigestione, soldi buttati via per niente, perché le nascondono sulle energie alternative, ma è speculazione pura, no? Io ho fermato 7 impianti e hanno eletto il sindaco d'Italia che ha fermato gli impianti. Non servivano a niente, era una speculazione pura, milioni di euro buttati al vento, non abbiamo bisogno di energia, ne abbiamo 2 volte quella che consumiamo, tanto le fabbriche tutte chiuse ormai. E quindi ho fermato 7 centrali. Tutti i sindaci mi dicevano no, è impossibile. È impossibile fermarle. Perché? Perché la norma dice che le possono fare. Io le ho fermate. Comunque non sono un genio, sono ragioniere. Sono cazzo, però le ho fermate con l'atteggiamento. E allora quello che diceva prima il signor Morosini è che noi dobbiamo essere convinti, perché l'atteggiamento fa la differenza. E per avere l'atteggiamento giusto noi dobbiamo essere incazzati e dobbiamo essere convinti che quello che vogliamo fare si può fare. Quindi qui io quando ho detto fermiamo le centrali, io le fermo, sono da in regione, mi hanno convocato, conferenze dei servizi e quant'altro, e ho sempre detto voi non fate un cazzo, perché a Carceri c'è la democrazia diretta
Io ho spiegato, e perché ci sia una democrazia diretta è importante la comunicazione. La gente deve sapere tutto con trasparenza. Dopodiché si fa una bella assemblea pubblica. Signori miei, vogliono fare questo, cosa dite? L'80% dice non vogliamo perché a noi non interessa questo. Benissimo, abbiamo deciso. Ma lo Stato dice una cosa diversa, non me ne frega niente, non mi interessa, perché lo Stato ci somministra quello che vuole e, visti i risultati, penso che possiamo dire la nostra. Seconda cosa, e poi chiudo perché non voglio togliere tempo ai miei colleghi, io ho diffidato lo Stato, sono stato il primo che ha diffidato lo Stato dicendo questo, no? Ma se io le scuole non posso mettere a posto, ma perché devo avere la responsabilità? Io sono responsabile e non posso spendere i soldi, perché i soldi nostri non posso spenderli. E ora... Allora ho detto, visto anche quello che è successo, il giro bello, l'avevo già fatto prima, poi siamo andati sotto acqua, poi d'ora in poi, benissimo, allora usiamo gli strumenti dello Stato, perché bisogna usare gli strumenti, se no se vai fuori legge. Io uso gli strumenti dello Stato, strumenti giuridici, ho diffidato lo Stato dicendo se succede qualcosa vieni in tribunale con me. Quindi l'ho mandato a Renzi, scusa, a Letta e Napolitano, l'ho mandato attraverso il fax perché il Quirinale non ha la posta certificata. Decreto Presidente della Repubblica, obbligatoria per tutte le partite IVA, il Quirinale non ha la posta certificata. Andate sul sito del Quirinale, incazzatevi tanto, tantissimo, perché non c'è una posta certificata. Tutti i dirigenti non hanno la posta certificata e non hanno neanche un numero di telefono. C'è un numero verde e un fax. Spendono 200.000 euro di carta, di fax, e che sarà 200 persone che vanno a dire quei fax. Così impressionante. Grazie infinite.